le montagne del Norese, ad Orune, incastonato nella macchia mediterranea e custodito da riservati guardiani, siamo andati a scoprire con un po' di spirito d'avventura una gemma nascosta della nostra isola. Su Tempieso, una fonte sacra edificata nel secondo millennio a.C. I pozzi sacri, di epoca nuragica, sono una particolare struttura templare ipogeica presente in Sardegna e destinata, durante l'età del bronzo, al culto delle acque. La loro struttura architettonica è considerata tra le più elaborate presenti nell'isola. La loro presenza è disseminata su tutto il territorio isolano e insieme alle tombe di giganti, i tempieti a Megaron, testimoniano lo spirito profondamente religioso delle popolazioni sarde durante la civiltà nuragica. Come avete scoperto questo posto? Allora, l'abbiamo scoperto perché da qualche anno ci stiamo dedicando a scoprire, a visitare diversi luoghi dell'epoca nuragica. Sul Tempieso era tra quelli più famosi, anche perché comunque è un sito gestito e quindi curato, e quindi ecco, era impossibile non andare a visitarlo, sarebbe stato comunque una mancanza in tutto il resto dei nostri percorsi. Siamo stati a Santo Antine, a Barumili, a Torroli, quindi su Tempieso andremo anche a Romanzesu, a Bitti, quindi non poteva mancare. Poi anche questo è un monumento molto particolare, quindi una fonte sacra ben conservata, con delle caratteristiche, come ci spiegavano prima, appunto, anche che la rendono in qualche modo unica, e quindi non potevamo davvero mancare a questa visita. Quali sono le sensazioni nel vedere un'opera così imponente, nascosta e così antica? Intanto è sempre molto emozionante entrare in questi luoghi, sia nei nuraghi sia appunto anche qui nella fonte sacra. Poi anche l'acqua genera sempre ha sempre un suo fascino, sapere che è lì da tantissimo tempo, che tante altre persone si sono avvicinate molto prima di noi, quindi stiamo calpestando dei pezzi di storia, della nostra storia, fondamentali. Quello che lascia un po' l'amaro in bocca è proprio il fatto che molto spesso questi luoghi non sono conosciuti, e non sono conosciuti neanche da noi sardi, che la Sardegna non è grandissima, tutto sommato è raggiungibile anche abbastanza facilmente, invece molto spesso ci concentriamo su altre mete più distanti, semplicemente perché sono più famose, e ci dimentichiamo invece di tutto quel patrimonio culturale, storico che abbiamo, e che è parte appunto della nostra storia, della nostra vita. Noi siamo nati da lì, e quindi dovremmo conoscere davvero tutto quello che ci circonda, e lì poi certo sarebbe da aprire tutto un discorso su quanto anche manchi anche a livello scolastico fin da bambini una conoscenza del periodo nuragico. Magari ci si concentra più su altri aspetti della storia sarda, e questo invece viene accantonato, invece non ha senso, perché comunque quella è la base attraverso cui poi si sono stratificate altre culture, altri processi storici, quindi sarebbe sicuramente da valorizzare, da studiare e da coglierne proprio tutta l'importanza per noi, anche per il nostro futuro, Ma cerchiamo di capire meglio la funzione di questi templi sacri e quali riti avvenivano presso queste strutture.
Pozzo Sacro è una struttura tipicamente sarda legata al culto delle acque. Non sappiamo che tipo di riti venivano espletati in queste strutture, benché noi conosciamo il tipo di oggetti che venivano offerti. La struttura si compone di un tamburo circolare che include all'interno il pozzo vero e proprio, con la cosiddetta falsa volta, cioè una tolos sepolta sotto la terra che raccoglie l'acqua dal terreno intorno oppure incanala una risorgiva. La struttura inoltre si compone di una scalinata d'accesso e una serie di architravi che vanno degradando verso il basso, che replicano un po' quella che è la scalinata con cui si raggiunge l'acqua. Nei momenti di piena, ovvero quando il pozzo era al suo massimo regime idrico, l'acqua usciva dal nostro piano di calpestio e veniva convogliata attraverso delle canalette appositamente studiate per poi defluire in punti dove si presuppone avessero accesso i fedeli. In quest'area, che nel gergo archeologico viene chiamata vestibolo, pare si sedessero gli offerenti e i personaggi di rango, oltre che i sacerdoti. In questi sedili che noi vediamo e che vengono chiamati comunemente banconi sedili, pare venissero anche infisse le varie tipologie di ex voto con cui i nuragici cercavano di ingraziarsi la divinità delle acque. Questi ex voto variano dalle tipiche barchette nuragiche, comunemente dette lucerne, ma è dubbia la funzione che fossero solo lucerne, e i più famosi bronzetti. I bronzetti rappresentano sia figure di offerenti, cioè persone comuni che portavano in dono alla divinità offerte di vario tipo, alimentare oppure di altro genere, e figure militari. Le figure militari sono sempre rappresentate nel gesto del saluto, cioè con la mano, con il palmo rivolto verso l'alto, e agghindate al meglio delle loro possibilità, cioè con le armature migliori, e in molti dei bronzetti si scorgono quelle che vengono chiamate spade votive. Altri tipi di ex voto sono le collane con grani in ambra o in acqua di rocca e i cosiddetti spilloni nuragici, di cui non si capisce bene la funzione. Alcuni presuppongono servissero per fermare i vestiti, altri per officiare i sacrifici, altri ancora ritengono che fossero armi da guerra. Spesso questo tipo di oggetti si rinvengono infissi nelle pareti dei templi. Oltre a questi si rinvengono anche puntali di lancia, punte e altre tipologie di oggetti sempre legati alla sfera del sacro o all'ambito militare. Questo monumento è perfettamente allineato al 21 giugno, quindi l'alba del 21 giugno il monumento si presenta perfettamente allineato. Cosa vuol dire questo? Oggi è facile dare delle motivazioni che comunque 3100 anni fa potevano apparire diverse. Cosa vuol dire allineato? In che senso? Il monumento, allora, allineato vuol dire che cosa? Intanto sappiamo che il Sole, la Terra, facciamo finta che sia il Sole, ecco, a muoversi, ma la Terra che si muove, ma il Sole sta. Ecco, nel momento in cui il Sole arriva in questa posizione, quindi nella parte finale del suo percorso, che poi ovviamente si dice solstizio perché il Sole sembra star fermo in quei 3 giorni, ma si muove sempre per riprendere il percorso inverso, quindi abbassarsi. Cosa succede? Che questa parete di sinistra, questa che vedete seghettata sul lato sinistro, è la parte interna, non fa ombra ai raggi del Sole nel momento in cui il Sole appare all'alba lì. Considerato che 3100 anni fa, nel periodo in cui è stato realizzato il monumento, a oggi c'è soltanto 1 grado di differenza dell'asse terrestre, non inficia questo evento. Per cui il Sole, quando appare,
si presenta perfettamente allineato perché le due pareti non fanno ombra nella parte frontale del monumento. Quindi questo avviene Solo invece il 21 giugno. a cavallo di quei giorni. Più il sole si abbassa, più questa parete di sinistra impedisce al raggio solare di andare intanto ad illuminare l'acqua nel pozzo e a far sì che il monumento sia appunto perfettamente allineato. Con questo cosa voglio dire? Che è ipotizzabile che magari in quei giorni avvenissero dei rituali particolari di cui ne ignoriamo la modalità, o che per i nuragici intanto fosse anche un motivo per calendarizzare il loro tempo. Per noi è l'estate, l'inizio dell'estate, lo chiamiamo solstizio perché appunto la notte è uguale al giorno. Ecco, per i nuragici il motivo non lo sappiamo, lo ignoriamo. Sappiamo comunque che la religione cristiana utilizza queste date sia del solstizio d'estate che in quello invernale e quelle primaverili per datare alcuni eventi particolari. Prendiamo per esempio la nascita di Gesù il 25, che è in prossimità del solstizio invernale. Voi state facendo anche una piccola attività di valorizzazione del territorio indipendente. Di cosa si tratta e cosa fate nello specifico? Sì, nel nostro piccolo, visto che abbiamo iniziato da qualche anno a girare un po' tutta la Sardegna, visitare i pozzi, domus, tombe, nuraghi, abbiamo creato una paginetta, si chiama Nuragando, dove mettiamo tutte le nostre gite, mettiamo tutti i vari album, proprio per far scoprire a tutti quanti, soprattutto i sardi, far scoprire le meraviglie che abbiamo qui a 2 passi da casa, scrivere anche come si raggiunge, se l'area è gestita, e da lì poter condividere e far conoscere il più possibile. Poi per fortuna in questi ultimi anni sono aumentate tantissimo queste pagine, la nostra ha una macchietta rispetto a tante pagine molto più seguite, c'è l'uso di Wikimapia, la fondazione Nurnet, ci sono diversi gruppi lo stesso in cui ogni giorno tanti sardi condividono foto di nuraghi che magari meno conosciuti, e così effettivamente si sta parlando, si stanno diffondendo immagini di questi posti, e quindi probabilmente questo poi spinge ancora più anche tutti i sardi e non a visitare questi posti che, ripeto, spesso vengono dimenticati nonostante siano proprio a 2 passi da casa nostra e facciano parte della nostra storia. Prima di tutto è impossibile non conoscere le meraviglie che abbiamo a casa, perché comunque da poco c'era stata la polemica quando un giornalista italiano aveva parlato del fatto che i nuraghi visti uno visti tutti. Non è vero, si parte da Santo Antino, è uno dei più belli, si va lungo quelli anche meno conosciuti, penso le più conosciute Lugherra e le Buaruni, ma penso a un nuraghi meno conosciuto come Lugherras, penso a Losa, penso tutti i nuraghi, il voice di Nule, tantissimi che ogni nuraghi ti dà qualcosa di originale, qualcosa di sensazione diversa, anche perché sono diversi, e quindi spetta a noi conoscerli il più possibile, farli conoscere, e apprezzarli, e soprattutto perché una conoscenza maggiore da parte nostra poi permette ancor più a chiunque di valorizzarli, alle istituzioni di occuparsene e quindi di salvaguardarli il più possibile, perché di quello si tratta.